Anche quest'anno in oltre 380 farmacie venete e 3.500 italiane scatta la giornata del banco farmaceutico, giunta alla 16ª edizione. All'interno delle farmacie i clienti che vi entreranno troveranno i volontari del banco farmaceutico che inviteranno la popolazione a fare una donazione nell'acquisto di un farmaco da banco. È fondamentale per il fabbisogno degli enti socioassistenziali convenzionati con il banco farmaceutico. Questi enti aiutano ogni giorno chi deve decidere se curarsi o meno, perché non ci sono le possibilità economiche per farlo. Persone che tutti i giorni devono decidere se curarsi un semplice raffreddore o se mangiare. Ecco, noi cerchiamo di alleviare questa scelta difficile per queste persone, perché non debbano mai più scegliere tra il curarsi e il dover sfamare se stessi o la propria famiglia. Di nuovi poveri purtroppo ce ne sono tutti i giorni. Pensiamo agli anziani, alle vecchiette con 500 euro di pensione, quindi non è detto che questi farmaci vadano in mano a persone estranee al Veneto oppure di altre nazionalità, anche se evidentemente chi ha bisogno di essere curato deve essere curato. La Regione Veneto è parte attiva del progetto da anni. Mai come oggi, con la congiuntura negativa che stiamo attraversando, c'è necessità di generosità e la gente veneta ha sempre dimostrato grande generosità. La presentazione della giornata del farmaco, che si svolgerà sabato 13 febbraio, è stata anche l'occasione per lanciare un allarme. Arrivano spesso segnalazioni, e non da adesso, di farmaci che mancano. Ne abbiamo parlato anche con il Ministro, c'è stato un intervento un anno fa circa con la modifica normativa, ma evidentemente non è sufficiente, bisogna essere più incisivi.